Va ora in onda Potere al Popolo. Ma è chiaro, di nuovo in vostra compagnia Sammy Varin, Potere al Popolo, secondo tempo della nostra controinformazione. Stiamo un po' più leggeri sicuramente nel secondo tempo, anche se teniamo ben aperte le agenzie, l'apertura di Repubblica, caso Al-Masri, Nordio, le accuse dell'opposizione ricordano l'Inquisizione. C'è attesa per il voto di fiducia. Da Repubblica al Corriere, anche qui voto di sfiducia sul caso Al-Masri Nordio. Io ho attaccato per la riforma sulla giustizia, accuse di me ricordano l'Inquisizione. Il giornalista incluso per errore nelle chat. Ho pensato a uno scherzo, poi le bombe. Si parla naturalmente di America, Trump, Vance ha ragione, l'Unione Europea parassita, scrocconi, parassiti, come vi sentite? Ragazzi miei, volano gli stracci. Spostandoci ulteriormente di argomento, devo dire che su tutti i siti, sia su quello del Corriere, ma anche su tutti i social network, è apparsa la lite con la giornalista sul manifesto di Ventotene e Romano Prodi che tira effettivamente la ciocca di capelli. C'è un battage incredibile ovunque sul professor Prodi che tira la ciocca di capelli alla giornalista Mediaset. La polemica sta diventando veramente rovente. Chiaramente voi avete il permesso di dirci il vostro parere inviando un WhatsApp al 340 6709 659. Nei prossimi minuti ne leggeremo alla grande. Prima però, cari scrocconi all'ascolto, c'è la musica indipendente. Dai, facciamo 4 salti con un giovanissimo rocker che arriva da Legnano alle porte di Milano. Con voi Marco Calini.
Urcucan se pompa, la canzone di Marco Calini, si intitola Per te e dovremmo averlo in linea con noi. Marco! Ciao Sammy, come stai? Cavolo, che bello! Marco Grazie Calini mille. ha ricevuto un permesso speciale dai professori per assentarsi un attimo dalla classe. Sei a scuola, Marco, Sì, racconta. sì, esatto, sono qua nascosto in bidelleria che mi hanno dato il permesso. Allora, grazie Perché ai io bidelli, ho grazie. 16 anni, esatto, ringraziamo anche i bidelli. Avendo Quanti 16 anni? anni comunque sono Marco, 16 come scusa anni. Sammy? 16 Sì, anni. 16, 16 anni. esatto. Ci parli dalla scuola, facciamo un po' di pubblicità alla scuola che sono stati gentili. Scuola Bernocchi Legnano. Signori, 16 anni, avete sentito che pezzone e si merita chiaramente 10 minuti di permesso, ringraziando professori bidelli della pazienza, perché Marco Calini ce la sta mettendo tutta in questo primissimo pezzo intitolato Per te. Sarà che sei figlio d'arte di quel Giuseppe Calini, rocker, che sentiamo molto spesso su queste frequenze, un bellissimo locale a Legnano, La Luna nel Pozzo, ma soprattutto il sangue è quello lì. Marco, tu sei cresciuto ascoltando anche un certo tipo di musica, è vero? Certo, certo, ho sempre sentito rock. Infatti, quando ho iniziato a sentire queste canzoni, era quando ero in macchina con mio papà, che lui aveva i dischi dei Status Quo, Motorhead, Perché? Kiss, tantissime band di questo genere, e da lì mi sono appassionato. Ero veramente piccolo, andavo alle elementari praticamente. Senti un po', ma alla fine quindi diciamo che sei stato allattato con del buon latte e sei cresciuto, ma sei appunto ancora giovanissimo a 16 anni, ma qui stiamo trasmettendo, che ci guarda in video su canale 252 sui social, stiamo trasmettendo tue immagini sul palco, che sembri un rocker consumato, cioè, qui c'è voglia Grazie mille, proprio. Sammy. C'è una voglia Sì, di certo, trasmettere certo. grandi emozioni, ne hai voglia di fare questo mestiere. Sì, sì, certo, mi diverto, quindi neanche mi impegno tante volte quando sono sul palco, perché mi viene quasi normale, è un divertimento per me, quindi son proprio contento, diciamo così. Ma è fortissimo. Allora, Grazie. Marco Calini, da cercare sui social. Questo è il primissimo singolo intitolato Per te, ma è il preludio addirittura a un album. Quello che però Esatto, avrete esatto. capito, perché ci sono molti nostri ascoltatori che si intendono di buona musica, cioè la costruzione di questa canzone Per te, la strumentazione, è un qualcosa di primissimo ordine, cioè il Marco con il papà Giuseppe si sono avvalsi di situazioni musicali assolutamente importanti, di collaborazioni incredibili. E ti lascio snocciolare qualche nome, perché per un giovanissimo come te, 16 anni, non è roba proprio, è che uno dice ma sì, si trovano facilmente sul mercato. E insomma, Marco, Certo, allora questa canzone Per te e tutte le canzoni che poi usciranno nell'album sono state mixate a Los Angeles da Mike Tacci, che è il fonico di Vasco Rossi, Metallica, poi Whitesnake, anche Piero Pelù per dire altri nomi italiani, che tra l'altro è anche venuto qui e si può vedere nel videoclip, era venuto qui apposta, è stato molto gentile, noi andremo a trovarlo in aprile, sempre là a Los Angeles da lui. cavolo. E in un'altra canzone dell'album invece ha suonato Simone Sello, ha fatto un assolo, che è invece il chitarrista in studio di Vasco. Anche lui vive a Los Angeles e insomma ci siamo messi d'accordo e ha fatto questo assolo nella canzone. E l'album uscirà a giugno e più avanti uscirà un altro singolo, ecco, dai, diamo questa novità che appunto farà da preludio per l'album. E Per te si può ascoltare ovunque, su tutte le piattaforme, tutti i store digitali, e potete vedere il videoclip su YouTube. Capito ragazzi, cioè 16 anni, ha fatto tutto quanto, c'è pure il videoclip su YouTube e chiaramente voglio sapere cosa ne pensano i tuoi compagni di classe e i tuoi professori.
No, son molto contenti, forse adesso stanno anche sentendo la radio, sì, il professore l'ha permesso, spero di sì. Grandi. No, son molto contenti, anche i professori comunque non mi aspettavo fossero così contenti, invece gli sta piacendo molto, diciamo. Minimo. Anche ai bidelli, perché avendomi lasciato qua alla bidelleria per poter fare intervista. Assolutamente un'ode ai bidelli e ai professori, con tanta pazienza verso voi alunni, ma soprattutto in questo caso, lo ripetiamo, quando si fa musica è un modo di esprimersi, un modo di comunicare oggigiorno importantissimo, è uno sfogo assolutamente pacifico, che bisogna lasciar Certo. fare ai giovani, oltre a essere comunque in piccolo un business, perché c'è poi la scuola di canto, la strumentazione, quindi insomma si dà da mangiare anche a tante persone, è Certo. importante in questi casi, però soprattutto è un modo di sfogarsi per i giovani che va assolutamente portato avanti. Si fa la partitina a calcetto, a pallavolo, ma fare una bella cantata, una bella suonata, nel tuo caso saltellando sul palco come non mai, veramente fa bene alla salute. Poi chiaro, rientri in classe e ti cucca in matematica, quindi bisogna prepararsi in questi casi. Può succedere. Certo. Marco, veramente tanti complimenti e ripeto, per te, per il papà, per la mamma, imprenditori che hanno voglia di lavorare, e devo dire, Marco, se segui le loro orme sei sicuro che trasmetterai buone emozioni al territorio di Legnano, e in questo caso a tutta Italia e a tutto il mondo, perché ci stanno arrivando WhatsApp al 340 6709 659 di complimento e incoraggiamento. Lo so, quando avevi 16 anni, mi scrive Luca, pensavi ancora quasi alle bambole. Sì, le bambole, c'è altro che. Diciamo che insomma uno fa quello che riesce. Gli hanno dato in mano una chitarra e che doveva fare? Non ha provato, ha suonato e è andata bene. Marco, restiamo in Grazie contatto. mille, Sammy. Il prossimo giro, chiaramente in un giorno di vacanza da scuola, te lo fai se vuoi qui direttamente nei nostri studi di Milano. Certo, verrò a trovarti, Sammy, certo, grazie mille. Grazie carissimo, un abbraccio. Un salutone a te e a tutti gli ascoltatori, allora. Buona musica, ciao. Grazie mille, ciao Sammy, grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Lo so, siete rimasti e sono rimasto anch'io, di questa verve, di questa potenza incredibile a 16 anni del Marco Calini. Sì, si intitola Per te il titolo del pezzo, ma in arrivo un intero album, 16 anni all'ascolto, e fatevi avanti, e giustamente andate a ricercare buona musica pulita, ragazzi, senza parolacce, non si è messo neanche le calze a rete il Marco Calini, capisci? Perché è la moda che sta passando, hanno capito insomma che forse era il caso di vestirsi normalmente questi artisti, ti parlo di quelli importanti, ragazzi miei. Sì, ci sono una miriade, probabilmente sono miliardi e miliardi i WhatsApp accumulati, vi sto continuando a dire che li leggo, poi non li leggi mai. Sammy Varin, ti aspetto fuori, no? Lo so che vi venite fuori qui da via Bellerio 41, mi raccomando portate il salame se ci venite a salutare. Sam, mi ricordi che anche Papa Francesco aveva colpito con uno schiaffo sulla mano un pellegrino che lo tratteneva? Il Santo Padre ci ricorda Graziella, parlando chiaramente di Romano Prodi, che pare che ormai come politico sia finito, secondo qualcuno. Non ce lo ritroveremo mica Presidente della Repubblica, ma che Sammy, c'è Draghi che è lì che sta tamburellando sul tavolo in attesa. Chiaramente sta cosa che Prodi ha tirato la ciocca di capelli l'hanno dovuto ammettere anche a sinistra nella giornata di quest'oggi. Vediamo se avremo qualche dichiarazione. Per il momento ci sono stati solo quelli di martedì. Vediamo se anche dalla parte della Schlein ci sarà qualche frasettina, o se tutti muti d'accento e di pensiero. Dalla tua rassegna stampa di questi giorni non compare la notizia con la quale si riporta che la Meloni avrebbe già concordato in sede UE l'aumento delle spese militari fino al 3%. Questo vorrebbe dire che se
servizi come la sanità andrebbero del tutto a ramengo. Se ciò fosse confermato, come fidarsi della Lega? Caro Emilio, abbiamo fatto la domanda proprio al sottosegretario di Stato questa mattina alle ore 9 e quindi se vuoi tranquillamente risentire la rassegna stampa vai sul sito radiolibertà.net e clicca su podcast. La Lega è la Lega. È chiaro, si può decidere di uscire dal governo volendo e entra subito qualcun altro. Ehi Sammy, piano piano, non massaggiare la fede nuziale. C'è qualcuno che mi spia sul canale 252 del televisore, vedete che giochicchio con l'anellino, l'anellino, la Marta mi controlla, è lei che scrive, probabile. Vogliamo i nomi di quelli passati con Tajani, voglio che vengano radiografati sia politicamente che socialmente. Facci questo regalo, caro Roberto, ne ho proprio parlato io in rassegna stampa e quindi se te la sei persa, sito radiolibertà.net, cliccare su podcast, cercare rassegna stampa. Sì, è vero, perché oggi la Lega viene attaccata su due quotidiani, sia sul Corriere che su Repubblica. Uno dice che giustamente l'autonomia, aspetta e spera, è stata bloccata dai nostri alleati ed è per questo che siamo arrabbiati con Forza Italia. Sull'altro, su Repubblica, invece si insinua che un fracco di gente della Lega, anche parlamentari importanti, siano passati con Forza Italia. Io quelli che ho citato nell'articolo proprio non li conoscevo al 99%, quindi forse se Sammy Varin, tessera RIA 1987, non conosce determinati nomi e cognomi, con tutto rispetto, vuol dire che forse non erano così importanti nella Lega o che forse non lavoravano così bene o che comunque sono stati eletti, hanno avuto l'opportunità di lavorare per il proprio paese, per la propria regione, eccetera, non sono stati rieletti perché la coperta è corta e sappiamo molto bene che la politica è una giostra e vai su e poi scendi giù, e allora che fai? Sputi nel piatto che ti ha dato da mangiare per anni, a volte per decenni. Punto di domanda. WhatsApp 3406709 eccomi, tutte le camminate sempre con le cuffie a Radio Libertà. È vero, Walter, siete in molti che camminate e intanto ascoltate Radio Libertà con le cuffiette. Teniamo compagnia, oltre a quelli, e per loro una carezza in più, che purtroppo non possono camminare, che sono allettati, non allattati, allettati per i motivi più vari e variegati, ma vi teniamo compagnia e soprattutto vi facciamo scaldare il cuore con le nostre emozioni da rassegna stampa. Fammi sentire l'audio. Sono Walter. Hey. Ci è stato detto, e questa ne la conferma la cazzata di Franceschini, che tutte le battaglie della sinistra sono a costo zero. Avessero o proponessero una battaglia economicamente onerosa, non sono in grado di farlo. Cioè dicono per i gay, per tutto che a costo zero. Nessuno che dice una riforma per far guadagnare di più le persone. È una cosa allucinante e nessuno se ne rende conto. Noi grazie a Radio Libertà lo sappiamo perfettamente, ma non tutti lo sanno. Costo zero per loro è una battaglia da fare. Battaglie importantissime, come dare il cognome della mamma. Qui in Spagna hanno i due cognomi, prima quello del padre, poi quello della madre. Anche i miei figli hanno due cognomi perché sono nati qui a Malaga da padre milanese e madre spagnola. Un saluto da Davis, da Malaga. Ciao Davis. Antonia, bisogna dire anche i nomi di leghisti passati a Fratelli d'Italia. Sarei curioso di sapere che posizioni hanno tenuto dal cambio di casacca. Ma sì, Antonio, io poi lo sai, cerco un attimo di scherzare, di sdrammatizzare, ma insomma, se io passassi a Forza Italia o a Fratelli d'Italia, ma mi guarderebbero come dire, che cazzo fai qua? Cioè, vuol dire che semplicemente quelli non erano leghisti o si erano così sputtanati, siano diluiti, no, sputtanati è il termine sbagliato, diluiti in anni di politica, per cui
È come mettere in bocca una caramella che non sa di niente, la sputi. 340 6709 659. Quelli che vi sto leggendo sono i messaggi WhatsApp arrivati nel corso del mattino, che stanno arrivando tuttora. Grazie. Dario Franceschini è ferrarese di Ferrara. Ma sai di che partito è, oltre sindaco molto bravo? Della Lega. L'opinione della maggior parte dei ferraresi su Franceschini sai qual è? Non posso scrivertela, Piero, ho capito poco, però sì, capisco che non sempre ci sono delle opinioni belle, a volte si fa meno di dirle. Ecco, Romano Prodi ha espresso la sua opinione tirando la ciocca della giornalista, e questa cosa, ripeto, ha fatto una grande impressione, soprattutto perché gli amici ben pensanti di sinistra lo hanno difeso fino a poche ore fa. Su Rete 4 ho sentito che per un esame un malato di tumore gli hanno fissato l'appuntamento tra 3 anni. Trovo assurdo che a un papà gli hanno messo a disposizione un appartamento e una schiera di specialisti con tutte le cure possibili e immaginabili. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Siete voi che fate la radio, siete voi che dite il vostro pensiero, qualunque esso sia. Chi non si trova bene nella Lega fa bene a cambiare casacca, ma le persone che odio sono quelle che sputano nel piatto in cui hanno mangiato. Spero che la Meloni comprenda che per la Lega, la legge sull'autonomia è un argomento vitale. Sì, sono i due attacchi che fanno oggi Corriere e Repubblica, dal punto di vista del cambio casacca e dal punto di vista dell'autonomia. Ne va del nostro appoggio al governo, scrive questo ascoltatore. Lo so quello che pensi tu, sono già pronti i sostituti, ma rimanere a queste condizioni di tira molla è deleterio. E anche qui, ragazzi, è una domanda bella potente. Uscire dal governo se continuano a tergiversare, o meglio a cincischiare sull'autonomia? Che ne pensate? E sono queste le motivazioni forse per cui litighiamo, tra virgolette, abbastanza spesso con Forza Italia? 340 6709 659, naturalmente, parlo anche con quelli numerosissimi, secondo Repubblica, che sono passati dalla Lega a Forza Italia e che quindi adesso sono contro l'autonomia, o non c'è più quella fretta di fare l'autonomia. Prima pepe in culo, poi si sono tolti il pepe dal culo. Che schifo, Sammy Varin. A proposito di Francescani e compagni, cosa si vuol pretendere da chi al posto del cervello ha letame? Gino, come ti permetti? Solo un allocco può pensare o spirare che con gente come Fratelli d'Italia e Forza Italia la legge definitiva sull'autonomia possa essere approvata. Per l'ennesima volta la Lega è stata presa per i fondelli. Mi fa piangere questo ascoltatore. Via dal governo pro Europa armata. Te l'ho detto, guarda, prego. Quella è la porta, ci siamo già passati da questa cosa. Quando c'era Draghi, quanti mi avevate detto uscite dal governo? Chiaro, la Lega l'ha pagata questa cosa di stare al governo con Draghi e con il PD, ma pensate se non ci fosse stata, cosa non sarebbe accaduto di peggio? Transfughi, emorragia di voti. Questo succede quando la Lega Nord, autonomista e libera, l'avevamo pure gay padani e i comunisti padani, la insozzi facendola diventare un partito fascistoide e nazionale. Questo è il risultato. Ora che Zaia si libera, faccia segretario. Sarebbe ora, se no teniamoci Salvini. Ragazzo mio, sei rimasto indietro, ma anche tanto. La Lega Nord, autonomista e libera, i gay padani, i comunisti padani, cioè è una roba del tempo della secessione. Io sono stato il primo dei secessionisti e sarei pronto a rifarla. Purtroppo era un'utopia, uguale progetto politico irrealizzabile. Ce ne sono di utopie che incrociamo durante la nostra vita ed è sintomo di intelligenza. Certo, continuare a sperare sicuramente, ma capire che purtroppo è una cosa irrealizzabile. Prendiamo i carri armati, ma non siamo mica contro la guerra. Tutto è il contrario di tutto. Dove non vi porta Sammy Varin con questa rassegna stampa? State tranquilli, adesso c'è la pausa. La canzone indipendente è una bella cover di Nicole Behardi a Will
su Vibe e poi ancora, speriamo, buona politica su Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai cari e carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACEOC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACE-UC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACEOC2? ACEOC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACEOC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ui ragazzi, ma io quando sento questa musica sono contento perché ci sono artisti e questa non è solo una cantante, è principalmente una ballerina che promettono non bene, benissimo e che sono assolutamente sconosciuti a livello nazionale. Lei si chiama Nicole Behare con l'H in mezzo. I Will Survive, una sua versione della storica canzone di Gloria Gaynor, ma lei, come dicevo, è soprattutto ballerina, seguitissima sui social e in perenne tournée tra teatro, circo, eventi privati, video musicali e naturalmente lo spettacolo dance di Lele Di Nero, il John Travolta italiano, The Dance Fever Show, che arriverà a Varedo, lo ricordiamo, questo nuovo spettacolo, domenica 13 aprile alle ore 17, Varedo, Monza, Brianza. Chiaramente la Nicole Bear, sbirciatela su Instagram, è una bellezza, oltre che divertentissima, completamente pazza. Abbiamo sentito a Will Survive di Nicole Bear, ci ha portato nel Focus Lombardia. Va ora in onda Focus Lombardia. E io sono contento quando si fa il focus perché da varie regioni italiane tiriamo fuori il buono della politica, quando la politica, nonostante tutto, molto spesso la Lega in opposizione, eccetera, riesce a portare qualcosa di buono ai cittadini. In questo caso siamo in Regione Lombardia e con noi il consigliere regionale della Lega, Andrea Sala. Buongiorno Andrea. Oh, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Sammy. Grazie per essere con noi e grazie per portarci una notizia veramente buona. Si parla della regione Lombardia, ma potrebbe essere un esempio anche per molte altre regioni che ci ascoltano in tutta Italia. Arriva il piano triennale giovani. In Consiglio regionale hai fatto un intervento proprio su questo argomento. Ci sono oltre 8 milioni di euro per combattere il disagio sociale. Chiaramente parlacene. Beh, allora, partiamo dall'importo, poi cerchiamo di capire i contenuti. Sì, sono 8 milioni, di cui 7,3 in realtà provengono da fondi nazionali, però giustamente la Regione deve saperli impegnare e questo lo ha sostanzialmente fatto con questo provvedimento. Sono un punto di partenza, ma fa parte di un discorso molto più ampio. Piano triennale giovani cosa significa? Significa dare attuazione a una legge regionale che la passata legislatura, quella famosa legge 4 del 2022 sostanzialmente, aveva portato all'approvazione del Consiglio regionale. Una legge che è capace di prendere i giovani e di metterli al centro sostanzialmente dell'agenda regionale e quindi è veramente un nuovo faro per tutte le nuove generazioni. È una visione, diciamo, strategica sui giovani da parte della regione. I giovani vengono visti non più come un problema da risolvere, ma più che altro come protagonisti sostanzialmente di un cambiamento. Dov'è il cuore del provvedimento? È nella capacità di prendere tutti i vari assessorati regionali e fare una politica integrata che guarda a quali grandi pilastri in favore dei giovani: alla formazione, al lavoro, alla cultura e all'inclusione. Questo fa in modo che tutti i settori agiscano in modo di mettere il giovane al centro di tutto, non più singoli provvedimentini, ma sì, cosa facciamo per i giovani, adesso li accontentiamo con questo provvedimento. No, tutti i settori della regione lavorano in funzione dei giovani. Un aspetto, diciamo, prioritario sostanzialmente da questo punto di vista è risolvere il problema oggi dei giovani. Oggi i problemi dei giovani sfociano in due aspetti che conosciamo tutti. Uno è l'isolamento sociale, guarda quanti giovani stanno a smanettare tutto il giorno col telefonino. E l'altro problema invece è esattamente l'opposto, è la cosiddetta aggregazione deviante, cioè dove questi ragazzi vanno a formare gruppi e vanno a creare, diciamo, tensioni nei quartieri periferici o nei centri urbani. Questi, diciamo, sono due elementi da superare. Questa legge ci aiuta a superarli. Allora dici, come li superiamo? Innanzitutto dicendo che alla repressione che ci vuole
viene messo in parallelo una forte azione di prevenzione. Quindi come si fa a fare questa prevenzione? Con delle misure che la regione è già partita a fare. Pensiamo alla cosiddetta misura oggi funzionante in Regione Lombardia che si chiama AP, percorsi per crescere, no? 8.000 ragazzi sono già stati interessati da questa misura. Quindi cosa viene fatto? Vengono fatte delle proprie attività di orientamento, mentorship, oppure vengono create proprio delle reti territoriali antibullismo per prevenire i fenomeni che poi portano alle baby gang, e sono stati fatti già in 50 comuni lombardi. Questo cosa porta? Questo porta a contrastare queste derive giovanili, offrendo loro delle alternative. Uno dice: ma com'è che offro delle alternative? Allora vanno ovviamente potenziati e creati degli spazi di aggregazione. Questo è un esempio. Vengono fatti dei progetti di collaborazione tra scuole, enti locali, quindi comuni e terzo settore, quindi tutto il mondo dell'associazionismo. Quindi veramente questo per far capire che i soldi che citavi all'inizio del tuo intervento entrano in un concetto molto più ampio che porta a superare oggi i due punti che mettono in difficoltà i giovani, che è o l'isolamento oppure le aggregazioni sbagliate. Ecco, questo è un po' il concetto alla base di tutto. Capite come si cerca in ogni modo, abbracciando ogni singolo campo, di prevenire il disagio giovanile. E purtroppo qui si parla di Regione Lombardia, ma si parla di gran parte d'Italia, quindi un esempio importante che andrebbe seguito in ogni regione italiana. Esatto. Ci laviamo sempre la bocca, sentiamo di giovani. La Regione Lombardia è la prima regione che dice in modo chiaro: siamo consapevoli che c'è un problema, proviamo a risolverlo, mettiamoci delle risorse, punto. E basta con quei talk show che dove o si accusa o si fa alle volte un po' di demagogia o ideologia spesso, soprattutto da sinistra. Bisogna fatti concreti. Questa legge crea dei fatti concreti, delle azioni concrete, mette soldi concreti per fare in modo che in varie realtà della regione si possa fare veramente delle cose in favore dei giovani. E io ringrazio il consigliere regionale della Lega, Andrea Sala. Buon lavoro, Andrea. Grazie a tutti. Interessantissimo, davvero interessantissimo. Stanno arrivando anche messaggi e sì, sono 8 milioni di euro per combattere il disagio sociale in Lombardia. Abbiamo ancora una manciata di minuti, li sfruttiamo al meglio, ma oggi c'è anche il terzo tempo, arriva il Magna subito dopo mezzogiorno con appuntamenti, molti di questi mangerecci, però chi ci segue in diretta oggi 26 marzo andiamo a Monfalcone, certo, lo sapete che a Pordenone, a Monfalcone si vota prossimamente e a Monfalcone c'è il partito islamico. Sì, gli amici piddini hanno allevato questi politici islamici che adesso si sono fatti un partito tutto loro. E attenzione, è un pericolosissimo laboratorio politico. Se dovesse imporsi o avere un buon successo il partito islamico a Monfalcone, siamo in provincia di Gorizia, chiaramente verrebbe ripetuto questo esperimento, se non già si sta ripetendo in altre zone d'Italia. Oggi alle 15 l'economia del mare a Monfalcone, sviluppi del potenziale tra infrastrutture, nautica e formazione. Marina Lepanto con il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi. Chiaramente qui si parla di Lega, si parla del simbolo Lega, Fasan sindaco, e Cisint, che è la sindaca uscente, la grande Cisint, è diventata europarlamentare della Lega grazie ai vostri voti, che comunque è ben presente all'interno di questa lista. Oggi alle 15, quindi appuntamento a Monfalcone con Marina Lepanto e l'economia del mare a Monfalcone. Alle 18 inaugurazione Monfalcone Geografie in Piazza della Repubblica. Chi ci segue dalla zona è sicuramente un evento da non mancare.
soprattutto facendo il tifo chiaramente per la Lega, perché ve l'ho detto, se arrivano segnali di un certo tipo da Monfalcone e in tutta Italia siamo fottuti. Appunto, come sei chiaro, Sammy Varin, oggi veramente senza giri di parole. Appuntamenti da non scordare targati Lega, certamente il congresso a Firenze, Fortezza da Basso, Firenze 5-6 aprile. Ci si organizza, si va giù, si contatta la segreteria della Lega di riferimento e si segnala il proprio nome e cognome, numero di tessera, giorno o giorni di presenza, in questo caso parlo con gli amici della Lega di Milano, si scrive una mail a segreteria.legamilano@gmail.com. Si entra al congresso se siete soci ordinari militanti o semplicemente soci sostenitori. La tessera la potete fare in 5 secondi andando sul sito legaonline.it. 5-6 aprile, Firenze, Fortezza da Basso, chiaramente ci saranno poi dirette anche su questi canali e avremo modo di capire cosa succede e di commentare tramite i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, chiaramente ringraziamo tutti coloro che ci inviano e le loro segnalazioni dal territorio, molte segnalazioni anche mangerecce, avrò modo di raccontarvele tra pochi minuti nel Magna Magna, ma questo giovedì 27 marzo, domani, qui in Lombardia, esattamente a Brunello, in provincia di Varese, c'è una pericena con a seguire un talk sull'intelligenza artificiale, la Lombardia che verrà. Partecipano il presidente INPS Gabriele Fava, il professore ordinario del Politecnico di Milano Alessandra Pedrocchi, Monsignore Luigi Mistò, presidente del Fondo di Assistenza Sanitaria della Santa Sede, il presidente di Elmec Informatica Rinaldo Ballerio ed Elisa Costantini del Life Science of Healthcare. E l'appuntamento, come vi dicevo, con i consiglieri regionali della Lega qui in Lombardia è presso Elmec Bistro a Brunello, in provincia di Varese, giovedì, domani, 27 marzo, ore 19 per la pericena. Sabato 29 marzo alle 10 ci troviamo tutti quanti a Padova. Verso il congresso, tutta un'altra efficienza, la sfida dell'autonomia, tutto un altro mondo. Ascoltiamo l'Italia, realizziamo le idee. Questo sabato 29 marzo, ore 10 a Padova, Fiera di Padova, Padiglione 11, via Goldoni 8, cancello C, arrivano Matteo Salvini, Luca Zaia, Roberto Calderoli. Se siete in zona, ma anche se non lo siete, uno degli ultimi appuntamenti prima del congresso, sabato 29 marzo, ore 10 a Padova. Tutta un'altra efficienza, la sfida dell'autonomia. Sì, va bene, c'è sempre gente che mi aspetta fuori se non leggo i messaggi. Ce l'ho qua. Il fatto che nessun parlamentare abbia preso in mano la questione. Quale questione? Era foriero della sentenza, qui si parla delitto di erba. Non sono tranquillo, potrebbe essere un precedente per minacciare o rovinare chiunque, vero Dario? Verissimo. E ne stiamo parlando parecchio, Finisci in galera e poi dopo 20 anni ti dicono no, non ha fatto niente, eccetera. Buongiorno, mi vergogno io per questi giudici. Si parla chiaramente della precedente trasmissione, l'auto da fè di Giulio Cainarca, lo trovate facilmente andando sul sito radiolibertà.net, cliccando podcast trovate tutte le trasmissioni di Radio Libertà. Se non volete fare questa fatica andate semplicemente su Facebook o su YouTube, scrivete Radio Libertà, ci sono tutte le trasmissioni anche in video. Carissimo Giulio, la stima che provo per te è davvero infinita. Grazie a te e a tutti i professionisti che hanno cercato di rendere giustizia a due poveri cristi condannati ingiustamente, a mio avviso per cause politiche. Si doveva addebitare una strage così enorme a due brianzoli per poter rimediare alla prima pista tunisina. È vero, Stefano, viene un po' il dubbiettino. Inizialmente sapevamo chi era il colpevole e che cosa aveva fatto
più o meno, diciamo così, e poi di colpo l'attenzione si è spostata da un'altra parte. Ricordiamo, strage di Erba. La Cassazione ha detto c'è niente da fare, il processo deve restare così, e c'è ancora la Corte di Giustizia Europea, naturalmente. Speriamo, diritti dell'uomo, certo, speriamo che abbiano ancora dei diritti. La storia di questi processi semplicemente angoscia e mette paura. Può capitare a tutti. Vi guardo in TV, siete l'espressione plastica della lotta dei giusti contro la massa del potere. Davide contro Golia. E chiaramente sulla strage di Erba, ma anche su molti altri delitti, chi ci ascolta storicamente ai tempi ci chiamavamo Radio Padania Libera, si sa che siamo sempre stati dalla parte dei deboli, degli sfigati, anche un po' brutti, certo, come Rosa e Olindo, e quelli che non c'entravano niente e li hanno fregati, li hanno fatti su, come si dice a Milano. Ho capito che la Lega, pur di rimanere attaccata alla poltrona, ha votato il reddito di cittadinanza, la persecuzione verso chi non si vaccinava, Mattarella, eccetera. Proseguendo di questo passo, la Lega arriverà al prefisso telefonico. Grazie Emilio, ci porti fortuna. 16 anni, è vero, è vero, una potenza spermatica, senti questo, senza fine, si vede e si sente, largo ai giovani, sì, spermatica, tira un attimino troppo, però noi della Lega ce l'abbiamo molto duro politicamente, si scherza, stiamo parlando dell'artista giovanissimo, sedicenne appunto, Marco Calini, che abbiamo intervistato prima, che ha fatto la canzone Per te. Veramente potente, se volete anche spermatico, però potente suona meglio. Sono infami, dove vanno e faranno sempre schifo, nessuno gli farà fiducia, sono solo un numero. Si parla di quelli che hanno fatto un saltino di cambio casacca. Per contrastare i cambia casacca basterebbe nello statuto inserire il rimborso totale di quanto percepito economicamente sotto il simbolo Lega. È vero Walter, però mi pare che nei 5 Stelle sta cosettina, poi ognuno faceva quello che voleva ugualmente, giusto? Ci fermiamo? Sì, dai, ci fermiamo, ma soltanto per 10 minuti. Lo so che siete lì ad aspettare il terzo tempo della nostra controinformazione. 10 minuti e arriva È tutto un magna con appuntamenti da non scordare, targati Lega, ma non soltanto. L'importante è mangiare. Avete ascoltato Potere al Popolo.